Pomeriggio da dimenticare sulle montagne del nord-est, valanga sulle pale di San Martino, in Trentino 2 sciatori travolti e feriti, ben 3 slavine nel Bellunese, altre 2 persone coinvolte, una è grave. Basta, non mi ricandido alle europee, il partito è stato molto chiaro. Lo sfogo di Roberto Marcato oggi a Focus TG anche dopo le parole del vice segretario regionale Barbisán 2 sere fa a Ring. 100 milioni di euro per il nuovo volto della stazione di Mestre, avvio dei cantieri previsto tra fine 2024 e inizio 2025. Oggi la presentazione del progetto. La nuova stagione crocieristica di Venezia prenderà il via il 24 marzo, previsti 540.000 passeggeri in aumento rispetto all'anno scorso, ed agosto sarà operativo anche il terminal di Fusina. 41enne di San Polo di Piave pronta a buttarsi dal ponte di Cima d'Olmo, alcuni passanti la vedono e riescono a farla desistere in tempo e a chiamare i soccorsi. Tentata truffa telefonica, vittima una novantenne bellunese, ma la collaboratrice domestica riesce a smentare il raggiro, il racconto della nipote dell'anziana. A fine gennaio si era tuffato in zona Pescheria a Treviso per salvare una bimba finita in acqua. Premiato in comune un 37enne migrante egiziano ospite dell'ex caserma Serena. Non sono un eroe, ho pensato ai miei figli. 4 concerti a luglio in Veneto per il tour Amici per sempre 2024, che vede i Pooh in formazione storica con Riccardo Fogli, 2 date in Piazza San Marco a Venezia, poi Villa Franca di Verona e Marostica. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Lo avete sentito dai nostri titoli in primo piano, l'incidente in montagna questa mattina, una valanga si è staccata dalle pale di San Martino travolgendo un gruppo di sci alpinisti, ci sono anche 2 veneti feriti. Un fronte di neve e ghiaccio di circa 20 metri si è staccato dalle pale di San Martino questa mattina travolgendo un gruppo di sci alpinisti. Ad avere la peggio 2 giovani padovani che sono rimasti gravemente feriti. Si tratta di un uomo di 32 anni e di una donna sua coetanea. Risiedono entrambi nella provincia di Padova. I 2 infortunati in stato di ipotermia sono stati estratti dai loro compagni di escursione e poi, grazie all'intervento del soccorso alpino, sono stati portati in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento. La centrale unica emergenza ha chiesto l'intervento di 2 elicotteri utili non solo per soccorrere i 2 sci alpinisti, ma anche per effettuare un sorvolo per verificare che nessun'altra persona fosse stata travolta. La valanga si è staccata poco dopo le 12 dal gruppo delle pale di San Martino lungo il canale dei Buerelloni. Il 30enne padovano era cosciente, mentre la donna versava fin da subito in condizioni più gravi, tanto che si trova ricoverata in prognosi riservata in rianimazione. C'è un aggiornamento su questa notizia, oltre al padovano c'è anche un ragazzo di 26 anni vicentino coinvolto. Dunque in pomeriggio da dimenticare sulle montagne del nord-est, perché altre 3 valanghe nel primo pomeriggio di oggi sono avvenute sulle montagne del Bellunese e hanno causato il ferimento di 2 sci alpinisti. Il più grave è stato soccorso all'altezza del bivacco Brunner nel comprensorio di Falcade. Si tratta di un 33enne di Bolzano trascinato da una valanga che si è staccata dalla parete sommitale del canalone che stava attraversando sul Monte Cristallo. A Cortina una sci alpinista in escursione con il compagno è stata travolta e trascinata per circa 300 metri, riuscendo a restare in superficie e a riportare fortunatamente ferite lievi. Il terzo distacco è stato segnalato sul versante nord del Col di Lana, avvistato dal pilota di un elicottero che questo pomeriggio sorvolava la zona e ha dato l'allarme dopo aver notato tracce di sci in entrata. Nella zona sono stati trasportati gli uomini del soccorso alpino con l'unità cinofila per la bonifica della valanga. Ora vi diamo conto di una notizia accaduta oggi pomeriggio. Un detenuto appicca un incendio e 7 agenti finiscono all'ospedale a causa di un'intossicazione da fumo. L'episodio si è verificato nella caserma della casa circondariale di Vicenza, evacuati diversi reparti a causa dei fumi per evitare che altri detenuti respirassero il fumo che ha invaso la struttura, e da quanto emerso ci sarebbero stati alcuni momenti di tensione durante le operazioni. I feriti, fanno sapere i sindacati, sono 7 agenti, alcuni avrebbero anche perso conoscenza dopo aver soccorso chi chiedeva aiuto ad appiccare le fiamme, un detenuto che ha dato fuoco ad alcuni oggetti all'interno della cella. Anche quest'ultimo è rimasto intossicato ed è ricoverato al San Bortolo di Vicenza. Passiamo alla politica ora, perché sentiamo lo sfogo del leghista Roberto Marcato oggi a Focus TG, ospite del direttore Bacialli. Basta, non mi ricandido alle europee, il partito è stato molto chiaro, ha detto. Sabato pomeriggio stavo prendendo un caffè con mio fratello, che tra l'altro anche lui è un militante storico della Lega, e così parlando mi ha detto: ma insomma, che idea hai, no? Cosa vuoi fare da grande? Ho detto: guarda, non lo so, perché non capisco. E lui mi ha detto: scusami,
Cioè, sei il politico più votato del Veneto e l'hai fatto con la lista Lega che ha fatto 1/3 della lista Zaia. Hai dato la vita a questo partito. Di fronte a questo, insomma, cioè, stanno qua a vedere se, ma sì, ma mandali a... A Roberto Marcato non serve finire la frase per farsi intendere. Ospite del direttore Luigi Bacciali a Focus TG, il bulldog del Carroccio riporta un aneddoto privato dall'indubbia valenza politica nel momento in cui i partiti stanno decidendo la strategia in vista delle europee. Una settimana fa, sempre dai nostri studi, l'amministratore più votato della Lega, Zaia escluso, aveva rivelato di non aver ricevuto alcuna chiamata dai vertici regionali, silenzio proseguito anche negli ultimi 7 giorni. Un chiaro segno di disinteresse vissuto con amarezza e stupore. Ma devo stare qua a convincere qualcuno del mio valore? Cioè, il mio valore è stato certificato dall'affetto dei veneti. Cioè, di cosa stiamo parlando? Devo stare qua a telefonare per dire: scusa partito, mi vuoi bene, ti piaccio? Secondo te essere l'uomo più votato di tutto il Veneto, secondo te essere uno dei più conosciuti di tutto il Veneto è sufficiente? Devo cambiarmi il taglio dei capelli? Cosa devo fare? Questa frase che mi ha dato mio fratello per me è stata per cui basta, amen, insomma dai. Ma lo sfogo raggiunge il clou dopo aver sentito le parole del vice segretario leghista Riccardo Barbisan, ospite lunedì sera a Ring. Sono stato abituato così nella Lega, non ci sono principi e principini che si possono mettere in attesa di una chiamata. Siamo tutti militanti e se non ti chiamano, chiami tu. Per l'Europeo basta, cioè, vuol dire, il partito si è espresso anche l'altra sera attraverso il vice segretario, principi, principini. Bisogna rispetto delle persone. Allora, basta, adesso chiuso, non è che stiamo qua. Ecco perché Barbisan incarna il ruolo di vice segretario. Parla per il partito. Partito che però Marcato dice di non voler lasciare. La Lega resta la mia casa, dice a Baccialli, chiudendo però con una stoccata. Ma guardi, sono molto sereno. Quando hai il consenso dalla tua parte, non devi preoccuparti, insomma, ecco. Si deve preoccupare chi il consenso non ce l'ha. E intanto a Roma il segretario veneto della Lega, l'onorevole Alberto Stefani, esulta assieme al ministro Roberto Calderoli. Il DDL sull'autonomia differenziata è stato infatti incardinato in Commissione Affari Costituzionali alla Camera dopo essere stato già approvato in Senato. Avanti con una battaglia storica della Lega, commenta Stefani, presidente della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e che sarà anche relatore del provvedimento. Noi cambiamo argomento, andiamo a Mestre perché ammonta a circa 100 milioni di euro il nuovo progetto per la stazione di Mestre, avvio dei cantieri previsto tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. Ecco il volto della nuova stazione di Mestre nella sintesi delle immagini del nuovo progetto da 100 milioni di euro per i previsti 5 anni di lavori con l'avvio dei cantieri previsti tra fine 2024 e inizio 2025, così da Ferrovie Italiane. Abbiamo la gara per i lavori che bandiremo per marzo, a settembre aggiudicheremo le prestazioni, subito la progettazione e subito dopo l'avvio del cantiere che contiamo di far partire a ridosso dell'avvio dell'anno nuovo. La presentazione con tanto di plastico, con la previsione di un aumento del più 35% di passeggeri entro il 2030 rispetto agli attuali 15 milioni l'anno per i 600 convogli al giorno, dati per i quali la stazione di Mestre si pone tra le prime 10 grandi stazioni d'Italia. Tante le novità che trasformeranno lo scalo ferroviario mestrino in un nuovo hub di riconnessione urbana che unirà Mestre a Marghera con un doppio accesso. Attraverso delle opere che garantiscono la connessione fra le due parti oggi separate dalla ferrovia, parliamo di Mestre e di Marghera, quindi un'opera di scavalco, la completa sostituzione anche del fabbricato viaggiatori, cioè il fabbricato di stazioni. L'attuale fabbricato sarà sostituito da uno più nuovo e moderno, previsto l'innalzamento del marciapiede del binario d'altezza 55 cm, quindi piste ciclabili pedonali sopraelevate con tanto di passeggiata Boulevard tra il Verde, una terrazza panoramica e un centro commerciale, il tutto attraverso un design privo di barriere architettoniche, garantisce Ferrovie Italiane.
Quando ci sono cantieri ovviamente si possono sempre essere disagi, l'attenzione è minimizzare questo e ovviamente faremo di tutto per consentire che tutta questa fase di lavorazione importante veda la minimizzazione dei problemi. Il progetto per la nuova stazione di Mestre ha riscosso un grande applauso sia del presidente della regione Luca Zaia che del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Voglio dedicarlo a mia mamma sta cosa, perché a quel tempo mia mamma mi vedeva disegnare questi progetti su un tavolo di formica. La dedica della nuova stazione di Mestre di Brugnaro a mamma Maria era sempre con me quando da studente IUAV me l'ero immaginata esattamente così nella mia tesi di laurea, racconta. La teoria che ho sostenuto alla mia tesi era che dovevamo fare una stazione sopra, cioè una stazione ponte che unisse due parti. Ho dovuto diventare sindaco, avevo 20 anni. A 63 anni per vedere oggi che la facciamo. Nuova stazione di Mestre, il cui progetto si inserisce nel più ampio piano di collegamento con l'aeroporto di Tessera, anche in vista delle Olimpiadi, spiega Zaia. Ulteriore investimento che va nella direzione di preparare questo territorio non solo a modernità, ma a quello che sarà il grande evento che sono le Olimpiadi, visto e considerato che la stazione di Mestre poi si aggiungerà a quello che sarà il collegamento con la stazione in aeroporto di Venezia. Noi rimaniamo a Venezia perché è stata presentata la nuova stagione crocieristica, prenderà il via il 24 marzo, si attendono più passeggeri rispetto all'anno scorso, più di 500.000. Gli accosti che avremo nel 2024 saranno esattamente gli stessi del 2023. Abbiamo comunque un incremento del numero di passeggeri che salirà a 540.000, quindi un 9% in più rispetto all'anno scorso, e anche in termini di call, quindi di toccate, che saliranno a 246. I numeri della crocieristica a Venezia sono in crescita. La stagione si aprirà ufficialmente il 24 marzo e avrà tra i suoi appuntamenti più importanti l'entrata in funzione ad agosto del nuovo terminal di Fusina, 3.000 metri quadri di superficie per un investimento di 5 milioni di euro, in grado di assicurare la gestione contemporanea di 2 navi in modalità home port e la movimentazione di 400 passeggeri all'ora. Ma questo consentirà ovviamente di rendere più agevole, più efficace, soprattutto l'arrivo delle navi extralusso qui a Venezia, che è un business che a noi interessa moltissimo proprio per qualificare anche maggiormente la nostra città. Fusina chiaramente è situata in una zona, è collocata in una zona chiaramente più vicina all'uscita della bocca di Malamocco. Crediamo che possa essere sicuramente un volano importante per contemperare queste esigenze sia del commerciale che del turistico. L'entrata in vigore del decreto Draghi, che ha tolto le grandi navi dal bacino di San Marco, fa sì che il 2021 venga indicato come l'anno zero, il momento nel quale il settore ha dovuto riorganizzarsi. Noi abbiamo come intercettato un andamento globale delle crociere, cioè un'attenzione più al green, quindi crociere più sostenibili, anche crociere in un certo senso più piccole, più sostenibili. Soprattutto abbiamo sostenuto il mercato dell'home port, ovvero i turisti che riescono a stare qua più giorni, riescono a visitare la città più giorni. L'obiettivo che ci siamo dati come amministrazione è quello di cercare di far vivere un'esperienza anche diversa di più giorni ai turisti. Noi torniamo con la cronaca subito dopo la pubblicità. Eccoci tornati in studio con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Andiamo nel Trevigiano a Cimadolmo, dove questa mattina si è sfiorato un dramma. Una donna di 41 anni di San Polo di Piave che voleva gettarsi dal ponte che affaccia sul Piave è stata salvata da dei passanti. Era una mattina di traffico come ogni altra sul ponte di Cimadolmo quando dei passanti hanno notato una donna aggrappata al parapetto di sicurezza pronta a buttarsi. Sono stati proprio loro a bloccare il traffico per tentare disperatamente di salvare la 41enne. Attimi interminabili quelli vissuti dagli automobilisti, la paura che si compisse la tragedia di fronte ai loro occhi e la volontà di salvarla a tutti i costi. È solo grazie alle parole di chi si è fermato che si è evitato lo scenario peggiore, facendo desistere la donna a lanciarsi nel vuoto. Il dramma è accaduto alle 8:40 del mattino. Ho visto solo il traffico fermo che non andava e neanche non veniva, ma pensavo che fosse il gregge oppure che fosse stato un incidente, che succede spesso qua. Traffico bloccato dal disperato tentativo di salvare la 41enne. A sirene spiegate sono arrivati i carabinieri e i sanitari del SUEM 118 per mettere in sicurezza la donna. Trovata in condizioni di forte stress emotivo e in crisi depressiva, è stata ricoverata all'ospedale di Oderzo. Una donna che sentiva di non avere più ragione di vivere, che solo grazie all'aiuto e alla freddezza di alcuni passanti
avanti è riuscita a salvarsi. Sono situazioni che bisogna fare attenzione, che vanno seguite, perché ci sono nelle comunità persone che sono nascoste, devono essere tirate fuori in modo tale da poter essere aiutate anche se non parlano, e magari cercarle di seguire per evitare questi drammi questo dramma che fortunatamente non si è creato. Il gesto estremo che voleva compiere la 41enne non è nuovo per i residenti di Cilmadolmo. Sul tratto di strada provinciale 92 che attraversa il fiume Piave, infatti, anni fa si erano tolti la vita 2 uomini a distanza di qualche anno uno dall'altro, gettandosi dal ponte. Intanto il sindaco Giovanni Ministeri lancia un appello alle persone che hanno salvato la donna a farsi avanti e ricevere il riconoscimento per il loro coraggio. Il coraggio che ha avuto quell'uomo a fermarsi, a prendere l'iniziativa a salvare una vita umana, questo è una cosa che gli dà onore e gli dà davvero importanza, e lo ringrazio da parte della comunità. Andiamo nel Bellunese adesso, dove è stata sventata fortunatamente una truffa ai danni di un'anziana novantenne, pensate un po', dalla collaboratrice domestica. E ieri verso mezzogiorno ricevo una chiamata dal suo telefono di casa dove dice che mio padre era in questura perché aveva fatto un incidente ed era rimasto coinvolto una persona, e mia madre invece era finita in ospedale. A raccontare quanto accaduto ieri alla nonna novantenne che vive in centro a Belluno è il nipote che ci parla, ma che preferisce restare anonimo per tutelare l'anziana e la sua famiglia. Nuora all'ospedale, figlio in questura, la comunicazione lapidaria che la novantenne riceve improvvisamente da una voce maschile dall'altro capo del telefono. Mia nonna si è un attimo spaventata e è rimasta un attimo così spiazzata, e questi signori al telefono gli dicono abbiamo bisogno, veniamo noi a prenderla per andare in questura. Nel momento in cui succede, la signora delle pulizie che era là vicino vede mia nonna che si è praticamente impallidita, prende il telefono e risponde, capisce subito che è una truffa e li butta giù. La solerte collaboratrice domestica, dopo aver sventato il tentativo di truffa, avvisa i familiari della novantenne e a loro riferisce l'accaduto. Tra le frasi sentite dalla donna anche l'avvertimento: guardi che sono un maresciallo, come si permette di dire che questa è una truffa. La denuncia alla polizia postale è scattata immediatamente. L'invito all'anziana e alla sua collaboratrice, quello di non aprire assolutamente la porta a chi che sia. Questa volta, contrariamente al cliché del passato, i motivi di preoccupazione sono più d'uno e lasciano pensare che i malviventi si trovassero poco distante dall'abitazione dell'anziana. E la cosa che ci ha spaventato più che altro è che se fosse stato una specie di truffa come quelle che si sentono del dacci il tuo IBAN, oppure non so, schiaccia questo link e vincerai tot di soldi, la cosa che ci ha preoccupato è stata la veniamo a prendere, e questa cosa non mi è mai capitato di sentirla. E questa cosa ci ha messo subito in allarme. Adesso mia nonna è tranquilla, però cerchiamo sempre di stare attenti adesso. La preziosa testimonianza del nipote dell'anziana è un monito per tutti coloro che dovessero trovarsi malauguratamente nella medesima situazione. L'appello a chi ha genitori anziani, a chi li assiste, ai vicini di casa è di porre sempre la massima attenzione, di diffidare e in caso di dubbi di rivolgersi immediatamente ai numeri di pronta emergenza di carabinieri e polizia. A fine gennaio ha salvato una bambina di 4 anni caduta nelle acque del Cagnano in zona Pescheria a Treviso. Faris Mustafa, 37 anni, egiziano, oggi ha ricevuto dalle mani del sindaco Conte un attestato di riconoscimento. Il grande gesto eroico e di generosità, si è tuffato nel Sile ed ha salvato una bambina. Gli occhi gli brillano, sorride Mustafa, il 37enne che con un gesto fulmineo a fine gennaio si è gettato in acqua con documenti e cellulari in tasca, salvando una bambina di 4 anni, figlia di turisti, che era scivolata nel Canyan Grando. Non sono un eroe, ci dice. È un gesto che dovrebbero fare tutti indistintamente da dove vengano, che siano europei, africani, arabi. In quel momento là non c'è cosa che distingue per fare questo gesto qua. Non parla ancora l'italiano, ma si è ripromesso di studiare per impararlo. Così, spiega, posso trovare un lavoro. Pittore, cartongessista, muratore, sogna di poter un giorno prestare la sua opera per poter avere i documenti e portare la sua famiglia a Treviso. Ha davvero l'atteggiamento giusto di una persona che vuole integrarsi, lo vuole fare con grande rispetto nei confronti della nostra comunità, però è una persona che merita di essere aiutata, non soltanto
per il gesto straordinario che ha fatto, ma soprattutto per l'atteggiamento che ha. Padre di 6 figli che ha lasciato in un villaggio in Egitto vicino alla Libia. Quando ha salvato la piccola stava pensando a loro. Dice che purtroppo da 3 anni e mezzo non li vede e ci pensa ogni giorno pensa ai propri figli perché sono in una situazione un po' brutta e spera di rivederli e di fargli fare un futuro qui in città. Mustafa è arrivato in Italia con il barcone in uno dei tanti viaggi drammatici, sopravvissuto assieme ad altri profughi. Ora è ospite nella caserma Serena. E quello che mi ha colpito particolarmente sono state le sue parole quando è tornato in caserma, che gli abbiamo detto subito bravo, il nostro eroe, e lui ha risposto no, io mi sarei sentito un vile, avrei avuto paura di raccontarlo se non l'avessi fatto. Sorride e stringe il diploma fra le mani e dice: Si sente l'uomo più felice del mondo in questo momento, soprattutto per aver incontrato il sindaco, averci parlato e per il riconoscimento della città. E oggi, 14 febbraio, San Valentino, siamo stati a Vicenza a sentire come hanno festeggiato gli innamorati. A San Valentino la città si prepara a celebrare la festa degli innamorati. Le serliane della Basilica Palladiana incorniciano grandi cuori rossi che giganteggiano di fronte, equipaggiati con luci a LED per illuminarsi alla sera, come pure illuminate alcune scritte love in giro per la città per gli innamorati del selfie. Ma San Valentino è una ricorrenza annuale nella quale si fanno tante cose, tra cui anche i fiori. Ecco. Sì. La rosa diciamo che è quella più gettonata, perché è la più classica e la più bella, dai. È una rosa Explorer, è una varietà molto particolare dall'Ecuador. Ho fatto un dolce a forma di cuore. E lei? Io niente. Lei lo mangia? Ecco, lui lo mangia. Lo mangio. È una bella tradizione. Sì, va bene. Certo. Grazie. Solo per gli innamorati, per tutti. San Valentino, mia moglie è a Roma, per cui faremo una cosa a distanza, insomma, ecco, magari una call, qualcosa. Ecco. Quindi lavoreremo sul chakra del cuore e ad aprirlo ci aiuteranno le nostre pietre, che possono essere il cristallo di rocca, piuttosto che la selenite o il quarzo rosa. Siamo un po' pacchiani, ma magari qualcosa a forma di cuore è sempre molto gradito. Quindi c'è lo gnocco, bello rosso, fatto con la rapa, a forma di cuore, il formaggino di mucca francese, che ha proprio il bel cuoricione da poter condividere. San Valentino, comunque la si pensi al di là dell'aspetto commerciale, è una ricorrenza tradizionale ancora molto amata a Vicenza. Certamente, per noi siamo sposati da più di 40 anni ormai e quindi questa è una testimonianza. Stiamo festeggiando, abbiamo preso un giorno di ferie per stare insieme, quindi dopo è anche il nostro anniversario +1 e quindi ecco. Hai fatto un pensiero speciale, che regalo? Ancora non si può svelare? Non si può svelare ancora. Non si può svelare. La giornata è ancora lunga, quindi adesso nessuno dei due dice niente. Molto importante, lo vedo molto importante. Perché allora è ancora attuale? Per far girare l'economia, penso, non per l'amore in sé, perché San Valentino è tutti i giorni, signori. Parliamo di musica adesso, perché i Pooh saranno in concerto in Piazza San Marco a Venezia il 5 e il 6 luglio. Dopo Laura Pausini con le 3 date dell'anno scorso e prima Zucchero, anche per questo 2024 Piazza San Marco tornerà a ospitare i grandi big della musica, che i 4 proseguiranno il loro tour in Veneto nelle altre 2 tappe di Villafranca il 12 luglio e poi a Marostica il 15. Per questa edizione è tutto, ora al meteo. Grazie per essere stati con noi, una buona serata, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. L'alta pressione è protagonista e regala ancora tempo stabile e mite. Il dettaglio di giovedì 15 febbraio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, specie sui rilievi, sulle zone pianeggianti. Al mattino sarà la nebbia ad impedire al sole di splendere, a seguire invece maggiori rasserenamenti. Temperature stazionarie minime tra 3 e 6 gradi, massime tra 11 e 12 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo poco nuvoloso. Nelle ore notturne saranno possibili delle foschie o locali nebbie sulle zone di laguna e sulla pianura pordenonese al confine con il Veneto. Temperature minime sui 3 gradi, massime intorno ai 10-13 gradi.
Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Sarà abbastanza soleggiato ma con nubi alte, innocue in transito. Temperature minime sui 2 gradi, massime intorno ai 16. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.